edizione. Questa sarà la nostra giuria avrà l'arduo compito di decretare ben 6 finaliste che accederanno direttamente alla finale che si svolgerà sabato 6 agosto in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Io direi che devo spostarmi perché adesso arriveranno le nostre bellezze, signore e signori, sigla! Vanessa Zanchin, 16 anni, abita a Villa del Conte. Concorrente numero 2, Tiziana Bolla, 19 anni, abita a San Giuseppe di Cassola. Numero 3, Francesca Fabris, 17 anni, abita a San Giorgio delle Pertiche. Jasmina Fabrin, abita a Castello di Bonigo e ha 19 anni. Allora è giunto il momento di presentarvi Teona Oalovitti. Lei porta il numero 5, ha 15 anni e abita a Mestre. Numero 6, Elena Pizzo, 17 anni, è di Albaredo di Vedelago. Numero 7, Elena Pizzo. Vedelago a 17 anni. Numero 8, lei è Sara Reginato, abita a Villa d'Asolo e ha 21 anni.
battere. Ricordo che le nostre miss indossano i fantastici abiti del negozio Biu di Cittadella. E ora è giunto il momento di Elena Ziglio. Porta il numero 14, ha 17 anni e abita a Rossano Veneto. Maria Busellato, numero 15. Lei ha 16 anni e abita a Torre Belvicino. E ora continuiamo con Elisea Bernardi, numero 16. Lei ha 19 anni e abita a Nervesa della Battaglia. Aurora Bianco, numero 17, lei ha 18 anni, abita a Loderzo e sta sfilando con gli abiti Biu di Cittadella. Numero 18, ha 27 anni e abita a Rese Pio X e si chiama Violetta Romano. Facciamolo un grande applauso a queste ragazze che si stanno mettendo in gioco per passare una serata di divertimento ed allegria. Numero 19, Sara Bottoni, 15 anni, lei arriva da Occhiobello in provincia di Rovigo. E ora continuiamo con la numero 20.
numerico, lei si chiama Giada Stefan, abita a Belluno e ha 18 anni. Le 27 Miss che si contenderanno i 6 accessi alla finale del 6 agosto in piazza Giorgioni. Io vi ricordo che nelle precedenti selezioni sono state già assegnate altre 12 fasce. E ora vado a presentare coloro che questa sera avranno l'arduo compito di valutare la bellezza, l'eleganza e il portamento delle nostre Miss, ovvero la nostra giuria, partendo da lei, dalla signora Sabrina Chiatto, per Centro Estetica Style, presidente di giuria. Buonasera Sabrina e grazie ancora perché la riuscita di questa serata è anche merito tuo. Continuiamo con Nicola Bandetto per Amivaglia. Abbiamo poi Matteo Prati, libero professionista. Per Martini Aperture Automatiche, Matteo Cassola, Matteo Martini. Barbara Rossi per Beauty Store. Renato Murarotto per Elisabeth, Sara Spagna, esperta di moda e di bellezza, il dottor Paolo Musaro, consulente marketing aziendale, e infine Sabrina Bernardi e Andrea Simeoni per Sendo Parrucchieri. A loro l'arduo compito di giudicare la bellezza e il portamento delle nostre Miss. Un grande applauso ai nostri giurati che questa sera ce l'hanno davvero dura. So che è seduto qua sopra, però stava cenando. Abbiamo anche il nostro presidente nonché patron Filippo Senesci, alzati. Filippo Tavarese, patron e attore del concorso di bellezza Miss Città Murata, quest'anno giunto alla sua 15ª edizione. Filippo, dove sei? Alza una mano. Eccolo là. Ciao Filippo, grazie. Benissimo. Io ringrazio ancora tutti i nostri fotografi qui presenti. Ringrazio Paolo Stramare, il fotografo ufficiale di questa sera, che offrirà alla seconda classificata un book fotografico. La vincitrice invece di questa sera vincerà un book offerto dal fotografo di bellezza Amerigo Vianelli. Un grande applauso anche per i nostri fotografi sempre qui presenti. E ora vado a presentarvi colei che è la Miss Città Murata in carica. Farà anche lei una sfilata per tutti voi del Movina. Signore e signori, indossa un abito biglio di cittadella. Ecco a voi Miss Città Murata 2015 Clarissa Capodilla. Accogliamola con un grande applauso. Clarissa, che ha vinto l'anno scorso il concorso. Clarissa, cosa fai nella vita? Quanti anni hai? Cosa studi? Se studi? Dimmi un po', raccontami un po' di te. Buonasera a tutti, ho 17 anni, studio liceo scientifico e da grande vorrei fare la farmacista. Quindi il tuo sogno nel cassetto è quello di fare la farmacista. Quando hai vinto il titolo di Miss Città Murata te lo aspettavi? È stata un'emozione grande? No, non me lo aspettavo, è stato bellissimo. E so che hai partecipato a vari eventi con il titolo appunto di Miss Città Murata, ti abbiamo visto da Fiora premiare a Radicchio d'Oro, e poi hai partecipato come personaggio, anche tu come ospite, a una sfilata del nostro sponsor della finale di schizzo di Beatrice B. Qual è stata la tua emozione a partecipare a questi eventi? Beh, mi è piaciuto molto, soprattutto perché è stata la prima volta e è stato molto bello. Auguro che anche alla prossima Miss possa partecipare anche lei. Grazie mille Clarissa, comodi.
Grazie. Un grande applauso ancora alla nostra Clarissa. E ora vi vado a chiamare una delle ragazze che ha vinto un lascia passare per la finale di Castelfranco Veneto del 6 agosto. Vedremo anche lei sfilare in piazza Giorgione. Vado a chiamare Miss Maddalena Gioielli Anna Bardi. E anche lei farà una sfilata per noi. Autopresentati, qual è il tuo sogno nel cassetto, i tuoi studi, raccontaci un po' di te. Buonasera a tutti, io ho 19 anni e sono all'ultimo anno di liceo, studio architettura a Venezia. E il mio sogno nel cassetto sarebbe, è un po' impossibile però, è un sogno di tutto questo, e poter avere un allevamento di cavalli per aiutare le persone con l'educazione. Bellissimo sogno. Anna, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo perché tu sei una delle partecipanti di Miss Città Murata, infatti hai vinto il titolo la scorsa selezione, per cui grande in bocca al lupo e ci vediamo dopo perché sfilerai appunto per il tuo sponsor, per Maddalena Gioielli. Grazie mille Anna, in bocca al lupo e la vedremo sfilare il 6 agosto in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Il doveroso ringraziamento va alla terrazza Movida di Loia che questa sera ci ospita in questa fantastica location. Un applauso alla terrazza Movida. Movida è una realtà nata dalla passione e dal coraggio della famiglia Bonaggio, Betty, Vanni e Daniela, che circa 5 anni e mezzo fa hanno realizzato questo locale. È un locale con due anime, la prima è la ristorazione, quindi il ristorante pizzeria sito al piano terra, che è il cavallo di battaglia del locale, visto che i Bonaggio sono una famiglia di ristoratori da oltre 37 anni. La seconda anima del locale riguarda il piano primo, dove si trova un disco bar che viene aperto durante i mesi invernali, ed il piano secondo dove si trova questa splendida terrazza con piscina, dove si svolgono durante l'estate serate musicali, eventi di moda come sfilate e concorsi di bellezza, ma anche feste private e meeting aziendali. Un altro grande applauso